Standing in a crowded room and I can't see your face. Darling, hold my hand. Oh, won't you hold my hand? 'Cause I don't wanna walk on my own anymore. Won't you understand this? I need you holding. I'm ready for this. So darling, won't you hold my hand? Solo il movimento laterale, basta. Riparte da Conte la squadra blu. Sì, sì. Possesso di Bortoletto. La perdono così. Bortoletto ancora prova, ma la difesa bianca è ben schierata. La palla arriva a Tonet. Super Tonet che cerca di impostare l'azione con Cararetto. Vai Ibe, non passa! Cararetto prova a saltarne 2-3. Ed è talmente bello che Yoda cade sui piedi. Yoda, dai! Yoda, c'hai l'intero fan club qua dietro, eh! Vedi di non fargli pentire di aver pagato il biglietto di ben 0 euro e 0 centesimi. Volevo un gol! Se qua Yoda richiedono il tuo gol, eh! Buonasera e benvenuti anche a voi due. Vai Federico, vai! Sono riparti la squadra blu, interrotta l'azione della squadra bianca. Vai Martina! E non ci prova a incoraggiarla. Riparte la squadra blu dal Pesset. Buonasera a voi, buonasera, benvenute. I posti sono ancora molto liberi e tanti posti liberi. Prenotabili al costo di 0 euro e 0 centesimi, chiamando l'199 e basta. Servizio clienti team. Si prova Gerson a impostare la ripartenza, il Duca si allunga per salvarla. È sempre il Duca Bassetto. Passaggio per intercettato, arriva il precedente che però viene interrotto dal Pesset perché è sulla linea e non se lo fa sfuggire. È innocuo! Attenzione, c'è un cambio per la squadra blu, esce mi pare Jason Dori e entra, non sono ancora così bravo da vederlo fino in fondo. Dasilio, Matteo. Attenzione, il re di vivo Matteo Dasilio entra in campo per noi. Adesso lo dico di più. Allora, vogliamo segnalare un fatto interessante. Il dottor Dasilio entra con i pantaloncini taglia S del buon Fenzi. È una cosa ignobile, ignominiosa. Davide è solo con le mutande in questo momento. Chi è morto? Chi? Collavo, tanto non ti serve più, tranquillo. Passa la musica, Bonnie. Lo so, ma non è molto alta. Francis, tu come sei entrato? Hai fatto il giro? No, cancello aperto di qua. Sei entrato? Da qua, c'è un campello. Vicino del campo all'interno? Sì. Gol, gol, gol!
Toglimi una, te ne dico qua. Poi mi carico la trio. Della... Sì. Ho tirato il caricato. Sei proprio un montidrone. Ritorniamo sulla partita, la squadra blu in questo momento è in difesa, prova a uscire dalla morsa che i giovani di Castellino e di Carletto stanno portando. Fatti vedere! Il T-Rex Bortoletto la passa al Duca o al Conte o al Barone, decidete voi, un titolo nobiliare per quest'uomo. Vai avanti! Lungato, la passa io, attenzione, la tribuna si infiamma per Yoda. Non va, Yoda non va. Super Donet prova a ricevere il suo passaggio, non c'è nessuno. Spero di essere sveglio e chi vedo lì sulla panchina sia lui. Signore e signori, Sissè Mamadi per noi! Mamma mia che bello che sei Sissè! Sempre più bello! Per non dire qualcos'altro. Prova un intervento, Conte sicuro sulla presa. Ma sì, può essere, tra tutte le batterie che sono scariche proprio quelle del radiocomando. Sento cosa dice il mio collegamento a bordo campo. Vai, vai, vai! Non va. Allora, da bordo campo mi dicono che la signorina Rui si sta congelando, la vediamo molto freddolosa. Se l'ha fatta sua uovo. L'assistente degli assistenti si sta scaldando al sole. Non è abituato a questo clima. Riparte la squadra bianca con Campanile e Penna. Tanta premura per caricarmi le batterie del drone che se ne vai che nel colletto sarà carico. No, è proprio per questione di sicurezza. Augusto Baruffi para sicuro un intervento blu e fa ripartire l'azione con Bossoi. Bossoi trollato da Danzilio che viene a sua volta trollato da Tonetto che a sua volta da Rizzo e arriva il Duca. Il Duca la passa a Danzilio. Danzilio è il suo compagno di squadra che non vedo chi sia. Si è sporcato anche Alessandro Conte. La riga di fango sulla sua spalla ce lo fa capire che ha fatto l'intervento. Vai, vai! Attenzione, ci prova, non va. In tre su di lui. Bortoletto non si arriva a prendere questo pallone, potrà essere molto insidioso per la squadra bianca, lascia la rimessa laterale la squadra blu. Incaricata della battuta c'è Mirsen, anzi no, Campanile Penna. Bossoi gira. Provano l'incursione i bianchi, ma il tiro non molto preciso. Finisce lautamente fuori. Capitano Carletto discute con l'arbitro, non capisco cosa voglia, solo rompere le balle come al solito.
Attenzione, c'è, Logato, Italia, fallo! Campanino e penna, ai ai ai, l'esperienza non basta questa volta. Penna, se vuoi prenderti una rotula, aspetta fine partita almeno. Tanto vediamo l'assistente degli assistenti, l'oriunda e piccolo Mamadi e il quarto che non so chi sia, stanno scaldando. Vi vedo impegnati. Sì, Stefano puoi anche aspettarli. Giga sicuro, poverini, li lasci dietro, capito che sei bravo Kuma, aspettali. Torna nelle potenti gambe del Duca la palla e la scambia con i suoi compagni, torna a Bortoletto e riparte da Conte. Ottimo dribbling, la squadra blu entra ma sicura la difesa bianca respinge. Vantaggio, attenzione all'arbitro, indica vantaggio della squadra blu. Attenzione Yoda, Yoda prova, non va. Ottima difesa quella bianca. Il pubblico rumoreggia contro il suo beniamino Yoda. Addirittura c'è uno che chiama il procuratore di Yoda per fargli abbassare lo stipendio. Attenzione, Rizzo ci prova ma la difesa bianca ben preparata e Rizzo lo travolge con la sua irruenza arbitrale. Samu quanto manca? La vita è messa. Il presidente, uno stop a inseguire. Dai, Ibe, dai, accompagna, dai! Presidente, sappiamo che oggi segnerai il gol della vittoria, lo sappiamo, dalla tribuna crediamo in te. RP7, non si fanno queste cose al presidente. Rino, deferisci pure quello adesso però. Un ottimo stop di Bossoi per il presidente carica a destro, ma prontamente Alessandro Conte riesce a bloccare questo insidioso tiro del nostro presidente. Attenzione, Navarro, signori, è arrivato Navarro, incredibile, sei ancora vivo. Sì, comunque ciao anche a te Alessia, ciao. Vedo un nutrito gruppo delle Pink Lady, delle Aya Pink Lady in tribuna a sostenere le loro due colleghe che sono in campo a battersi. 0-0. Falla un po' scappo via. Potete venire qua a far finta di girarlo intanto. Bortoletto al Duca Conte, Cemenzana, ah no, questo è solo Duca. Rizzo sulla fascia, prova ad andare, ma il suo tentativo di passaggio va fuori. Rizzo prosegue la corsa per la vergogna.
Canzone dedicata al nostro presidente. Ti aspetteremo perché sei tu che porti il sole, Rino. Però ti sto aspettando come aspetto un treno, come mia nonna aspetta un treno, aspettano che torni come aspetto il sole. Borsoi, bravo Borsoi! Signori, il Borsoi è on fire oggi. Spero che prenda la treno con la testa mia. Ti aspetto come mi Presa la mia, attenzione! No, prende le palle là! aspetto come mi aspettano a Natale, come si aspetta la mia figlia, per me. Rino, ti aspetterò. Come cappelletto colazione. Bene, fine della stronzata. Il presidente, attenzione, Penzi segnala, indica questa rimessa a favore dei bianchi, dei blu, molto rischioso il terreno. Attenzione, ma Borsoi attento, la passa Longato. Longato, non attento, la prende. Bene! Qua mi sa che arbitro, io farei un richiamino a quel capitano, Anche il Monti-Drone approva questo fallo, non si fanno certe cose sul presidente. L'occhio vigile del Fenzolo sezionale, anzi nazionale, coordina tutto da qua. No Borsoi! No Borsoi, no! Attenzione, prego, Enrico Borsoi è pregato di... Enrico, sei bello lo stesso. Attenzione, Bortoletto va sulla fascia. Prova l'attacco del T-Rex! Che non va. L'assistente dice che è buona. La difesa bianca cerca di destreggiarsi. Attenzione. È uscita, è uscita, è uscita, è uscita. Grazie arbitro. E ragazzi, nulla scampa all'occhio vigile del Fenzolo. L'assistente degli assistenti sta facendo stretching verso l'alto, forse è un invito a qualcosa di blasfemo. Non si fa, non si fa. Se il tiro di Yoda non impegna il nostro Giga presente sul suo palo, tiene la palla come se fosse un figlio, tirati due pacche per fargli capire chi comanda. Questa canzone non è dedicata alla squadra blu e non era solo nella playlist, non è mia opera. Sempre molto lento in possesso del pallone. Borsoi con una pregevole incornata allontana. Si trova davanti la squadra blu. Salta 2, arriva Rizzo che è pescato in fuorigioco. No, non è Rizzo, è Castellarini. Ma non puoi scambiarti con Rizzo Castellarini, mi anni in confusione. Già un neurone solo. Però Diamo un cambio. Signore e signori, è il momento delle due cose in campo. Entra per la squadra blu l'Orionda, la nostra Gabriella Lopez Cesso. Il pubblico è in delirio. 1, 2, 3, 4, 5. Le sentenze 5 sono in delirio. Pieno il San Siro quest'oggi. Eh? È pieno il San Siro quest'oggi. Aspetta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, più me 15. 15 spettatori paganti! È un appoggio a questo stadio oggi! È una volta del paradosso.
D'Azeglio parte in quarta, non lo ferma nessuno. Ah no. Nel caso c'era Muro Mirce lì pronto. Sicuro Augusto Baruffi sulla traiettoria del pallone, rinvio lungo per lui. Vai, vai! Sono allungato, prova ma non va. C'è il Duca Bassetto per loro, ma bloccato dal difensore bianco che porta avanti Tonet che non riesce a stoppare. Bravo Tonet! Un cambio. Signori e signori, è giunto il momento di lui, colui che tutto muove e tutto può, l'assistente degli assistenti, Yu di Treviso. Guarda che Hai il cartellone di moda! il cartellone. Vogliamo anche, signori del pubblico, un applauso al nostro cartellonista abituale, al nostro quarto uomo, perché da qua si è visto tutto. Tanti cuoricini per te. Attenzione, la prima palla dell'assistente degli assistenti è stata un successo. Sulle borsone sulla fascia, la prova al presidente, tira! Fa la barba al palo, dannazione! Serio, quando io faccio le live su Twitch, se prendi il punto esclamativo You, viene fuori, no, You Step, viene fuori l'assistente degli assistenti, You di Treviso appare. Io vado in sinfonia fuori di solito. Ascolta, cagati l'osso e cavi di schiena. Vestiti elegante domani mattina col cappotino in mogano e la copertina di terra. Chi si veste elegante? E c'ha il cappotto in mogano e la copertina di terra. Non lo so. Quando è che ti vesti elegante di solito? Ehi! La Martina ha scartato il risaltato. La Martina ha scartato Yu? No dai ragazzi, non ci credo. Cioè, l'assistente degli assistenti scartato dalla Martina. Signori, la Martina qua ha preso 10.000 punti. È un calcio di rigore, signori, assegnato dal signor Coniero. Batte il presidente. Il presidente contro Conte. Il presidente contro Conte. Abbassiamo un po' la musica. La tensione si sente, si taglia col coltello. Fortuna che Dario ha una motosega. E il presidente segna! Passa in vantaggio la squadra bianca con il gol del presidente Castellino Rino Calogero. Il capitano dei blu subito a protestare, subito. Chi si veste elegante di solito ha un'occasione importante. Giacomo, più che si veste elegante col cappotto in mogano. Cappottino anche dentro rosso, anche del velluto. Le copertine di terra. Contemori, chi ti veste elegante col cappotto in mogano. Devi svegliarti elegante dalla cazzo. Volevo sapere il dottor Tomasani dove ha studiato, se sulle istruzioni delle pentole a pressione o sui cessi o sulle scritte dei cessi dei bagni degli autogrill.
Attenzione, screzi tra l'arbitro e il capitano blu. Il P7 Tomasi ha qualcosa da ridire sull'arbitraggio del signor Gomiero. Attenzione il cambio, esce proprio lui. Il quarto uomo Modesto segnala il cambio, Tom per T-Rex. La T è rispettata. C'è un po' di partita in questo agonismo. Alex. Urmus gliel'ha appoggiato, non sappiamo se è aggredito, ma quanto vediamo ha fatto fallo, quindi no. Punizione per la squadra azzurra, insidiosissima da quella posizione. Vedo un gioco di ruoli, un gioco di mani, un gioco di giochi in area di rigore. La battuta, Longato sulla traiettoria e voleva portarsi via il palo Longato. Jacopo, il palo serve alla società, lascialo lì per cortesia. Quelle lap dance chi sono le seconde? La pole dance non ti si addice. Vuoi cambio? No, fra un po' ti chiamo. La squadra bianca di parte, ci prova Lopez, Guerriero suona il pallone. Avevo visto uno scatto della Gabriele incredibile, ma nessuno l'ha servita, era lì libera da sola. Uno fatto su Tonetto, l'assistente dice che è buona. Cross di Tonetto al centro, bloccato da Lele Bortoletto e dal Duca Bassetto. Tonetto è il nostro Giovernale sulla fascia. Longato, è inutile che protesti, il corso di potenza è dall'altra parte. Longato prova a rimediare all'errore, calciando lungo ma viene intercettato. Il capitano Canaretto è là pronto, la sua attenzione, squadra, campanile penna sempre presente. Carra, solo io e te certe cose. Qua tirano bombe e carta. Comunque volevamo avvisarvi che forse dopo potrebbe esserci qualche ripresa interessante da parte del nostro Montidrone, quindi durante l'intervallo vi conviene farvi belli, perché se no Montidrone non sa usare Photoshop. Attenzione, un triangolare perfetto sulla porta difesa da Baruffi, bravissimo Baruffi a intercettare e lo ha ucciso. Troppo poco, Gighe, troppo poco. Angolo. Gighe, prossima volta più forte. Un recupero, un minuto. Un minuto di recupero chiamato dal professor Gomiero. Servo fedele dell'unico imperatore Giacomo De Marchi. Vassallo fedele. Attenzione alla squadra blu, insidiosissimo e Longato esce dal campo. È stato lanciato, ma secondo me quel capello un po' lungo gli ha fatto deviare male la palla. Attenzione, ci provano Baruffi, tranquillo. Andiamo bene te. Si chiude qui il primo tempo sul risultato di blu 0, bianchi 1. Ricordiamo il patrocinio della Presidenza del Consiglio dell'AIA per questa iniziativa sportivo-arbitrale. Hai premuto stop? No.
solo ignorante. Sì, sì, sì. No, no. Certo, altrimenti non era bello il gioco, mi avresti già ucciso. Vai Matteo! Avanti Matteo e scenda. Lei è entrata in campo, quindi in gol deve annullare. È successo anche il vostro gol. Sì, dai, delicatissimo. Potrebbero anche modificarlo, aggiungere la senso. Sì, infatti. Ricominciato il secondo tempo di questa avvincente partita, ricordiamo il risultato, siamo 1-0 per la squadra bianca. Perché? Non è un problema mio. Su Eurogol di Castellino su rigore. Ha cercato del sole. Ciao, che hai fatto? Ciao. Ciao Freschi. Vai, vai, vai! Attenzione, la squadra azzurra, calcio di rigore per la squadra azzurra. Questo c'era, dalla tribuna dicono Gomiero, almeno questo c'era. Giovanni si gratta i capelli Prima l'ho confuso. fatto, adesso se ne guadagnato. Marco, non sei un po', non colpirti da solo. Incaricato della battuta, signore e signori, il nostro talent scout Giorgio Rossetto si degna della sua presenza. Giorgio, ciao Giorgio. Borsoi, spostati un po'. C'è Fenzi che si va ad allineare, attenzione. Attenzione, Fenzi era un po' fuori posizione, giusto quei 40 metri. Attenzione, il tiro ed è fuori! Dalla colpa una zolla di terra. La zolla di terra colpisce ancora, signori. Meno 3 al Fanta! Dai, disegnate! Il nuovo attenzione, l'arbitro giustamente va a richiamare il dirigente ufficiale della panchina bianca e capitano Caravento tenga a bada i suoi uomini, si fa tentare da The Eye of the Tiger Martina Cavallini. Buono! Il dottor Ceolini dice no, è ancora buona, si gioca. Il Duca si destrezza tanta 4 o 5. Parte la squadra blu. Ah, ma scusate, è entrato il Mamadi, non l'avevo visto, scusate. E si nasconde. Flora.
cross teso nell'area bianca, prontamente sciabolato via dalla difesa, che riparte contro Nea. Ciccio Ripicci che scivola, giusto così per gli statali. La lotta del Puma si sembrano di... E che cos'è qui? È la scoteca? Sulla fascia approda il T-Rex, tanti anni sono passati dall'ultimo esemplare, l'ultimo ce l'avevamo noi in Aia Treviso. È una palla ottima, filtrante, ma nessuna squadra è stato capace di prenderla. Attenzione, parte il presidente contro Conte, e Conte è bravissimo, lo placca sul nascere. Il presidente sbuffa e sbraita contro se stesso, si mette le mani sui capelli. Avanzano i blu, ma Zighe Maruffi è pronto e la blocca. Se ne prova ancora a attaccare la squadra azzurra. Non lo ha neanche toccato. Attenzione, si dicono parole trastatali. Capitano Canavento faccia qualcosa, si mette in mezzo o gli fornisca delle armi. Me ne starà uno solo. Non ti piace la musicale? Ale, questa musica. Ma questa qua quando Ale era costruito le bolle di cristallo ha fatto vedere le meglio. Sono Bortoletto bloccato magistralmente da Borsoi. Borsoi si merita la standing ovation del pubblico. 15 persone paganti e una volta il paradosso. Attenzione, ripartono, no, non riparte il blu perché la difesa bianca è troppo forte, troppo forte. C'è l'aura di presidente Calogero che analizza su questi giocatori, i suoi ragazzi non ne perdono una. Qua vediamo un esemplare di campanile penna non autoctono, perché era dall'altra parte penna. In due su Yoda, attenzione, il Puma esce. Presidente Castellino. Giacomo non lo so Giacomo. No, io non sto parlando di maledicciolini, sto parlando con Giacomo io, Non potrei mai parlare male del vicepresidente, potrebbe deferirmi. Ma mi dice, no, non sono stato io. Il balletto del Puma è morto per terra. Dai su che sei il mestiere che si incarna. Dica. Due materie.
Qui stiamo facendo notte la punizione blu, magistralmente interpretata da Baruffi, che senza nessun problema è sulla traiettoria. Presidente e Rimpici non si parlano, Presidente alza le braccia e questo è morto. Dai, batti da là, Matteo! In porta! Punizione insidiosa per la squadra bianca, la porta difesa da Baruffi. Sono una ventina di metri, e cosa in più. Anche la bomboletta all'arbitro, Ci prova Iola, sarà scusa la barba. Sono Iola! I campi da rugby sono da un'altra parte. La barba fatta al palo. Ripartono gli azzurri, una bellissima azione. Giga che era sulla traiettoria, ma la palla finisce fuori di poco. Dario is on fire. Dario is on fire. Dario is on fire. Dario is on fire. Na 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 na. Io interromperei la partita prima che la gente cominci a morire. Presidente, Ciccio, imbattisci su un PMA, dai, che ne tiriamo su qualcuno. Aspetta che c'è l'evento, sta facendo il cambio. Signori, il cambio di fascia tra il presidente e il reale capitano. Il presidente esce da una standing ovation di applausi e ci sono, si sente bravo presidente, richiesti, no, non richiesti, spontanei, molto spontanei. Per la prossima partita vogliamo vedere tornare a giocare Rossetto e De Marchi. Dai, Giacomo, sicura zona. Appunto Matteo. Chiese morto, chiese morto, chiese morto il giocatore. Gli era fatto del cartone. No, ok, sono fatto male sempre. Attenzione, Eurogol della squadra azzurra. Che ha segnato? Scusate, chi è che ha segnato? Il re di Vivo,
signore e signori, ha segnato per la squadra blu il redentivo Matteo D'Azio. Perfetta parità in questa partita di Natale, 1-1. Ora la squadra bianca riprova ad attaccare, riprova. Ecco Dario, abbiamo scoperto chi ha fatto palo. Finalmente, dopo anni dalla battuta dei Fantozzi, sappiamo chi ha fatto palo. Scusi, chi ha fatto palo? Attenzione, prego Michele Bagolin, prego di alzare la mano. Michele Bagolin, vedi Giacomo che c'è Vago. Vago, chiedevano di te. Io lo domanderei al mister della squadra azzurra perché non ha ancora messo in campo la sua arma vincente, ossia Michele Bagolin. Signore e signori, rimettendoci probabilmente un occhio, un naso e l'intera bocca, passa in vantaggio la squadra azzurra. Bravo! Con Giorgio, Italia! Presidente Castellino, lo vediamo già nervoso, è colpa di Schiavò. Dario, vedi esce il presidente, prendono un gol, prendono 2 gol. Ceo, quanto manca? Dio. Siamo al Cosa 18esimo. bianca fa ancora recuperare? Siamo al 18esimo. Ciccio Limpicci prova a rifare partitazione bianca, ma viene bloccato. Gli altri fanno Ciccio Limpicci. Si porta sulla fascia Limpicci, protegge il pallone, lo protegge. E dalla tribuna siamo pregati di non fare favoritismi. L'arbitro ci vede ancora. Da qualche anno comincerà a portare gli occhiali da vicino perché sta invecchiando. Bravo Bortolo! Vai, portala, portala! Abbiamo un cambio. In campo ora 2 generazioni di Mamadi. Il grande e il piccolo. Vediamo se il piccolo sarà all'altezza del padre. Mettiamo un po' di pressione così.
Bene, non hai usato la mano da T-Rex per quello. Come la liscia Caravento, signori, come la liscia Caravento, nessuno mai. Scambio Longato Italia, fare una ditta di legnami, Longato Italia. Facci vedere i pettorali adesso dopo questa trazione alla sbarra. Attenzione, Ciccio Rimpicci prova a allungarsela ma trova la squadra blu ben posizionata in difesa. Eleonora, hai fatto una bella cosa prima, una bella gif, ti invito a farne ancora. Tante, fanne. Arbitro, fischia qualcosa, non so bene cosa. Fuori gioco? Non lo so, Giorgio, tu cosa dici? La prestazione di Fenzi è all'altezza? Solamente c'è Olinsi. Invitiamo il vicepresidente Modesto a prendere le sue cose, andare in un angolo e a vergognarsi 5 minuti, perché è l'unica cosa che potrebbe fare in questo momento. Era brutta, però era carina. Dissacrante. Augusto Boruffi sempre ben posizionato. In cambio esce Yoda, entra io sono tuo padre. Io ho detto di no, lei dice sì, cioè sta secondo me se solo danno sì. Rivista Tani riparte con Mamma di per Carretto. Prova a ripartire il Fadaga con Ciccio Limpicci. Il vicepresidente dice no, non è offside. Ciccio Limpicci sì invece. Ai Ciccio Rimpicci pescato in fuori. Rimpicci dice no, non è così. Monti, che minuto siamo? 24esimo.
il dottor Gomiero però è il secondo richiamo a quella panchina, io prenderei provvedimenti seri. Non è colpa mia. Esatto. No, è che sono cieco proprio. Ciccio Di Picci ancora prova, salta il Duca, pallonetto un po' sbagliato. Comunque Carra, la munizione non è la soluzione. Sempre quella è la soluzione. La causa D e la soluzione A ogni nostro problema. Il maglione di Natale parla. No, ma io sono 4 anni che quando viene di Natale ogni anno ha una cosa alcolica diversa. Ceo, era wait and see? Sì, esatto. Era wait and see, sì. Prova una squadra bianca scatenata, prova questi affondi, Bortoletto di esperienza. Borsoi, attenzione, Borsoi si trova in mezzo. Ma viene... Sì, giusto! Sfondamento! Ai. Dottor Bonetti. Ai. È tornato in campo il P7, la squadra sta acquistando forza e forma col suo 1,85 m per 22 kg di sollevatore di polemiche. La squadra bianca prova un'incursione aerea. Le sue uniche due torri sono là, non sono dove la provi. Attenzione, Canaletto! Una sciabolata tesa, ma trova prontissimo il buon Conte che lo viene in calcio d'angolo. Si avvisano i signori calciatori con più capelli in testa di stare attenti perché tra poco volerà il Montidrone, potreste essere risucchiati. La chiama ancora angolo, l'assistente Ziolin, vicepresidente, dice angolo. Vice angolo? Se sei tu il angolo. Abbiamo l'onore di aver avuto il presidente al gioco, il vicario alla telecamera e il vicepresidente alla bandierina. Quest'anno non possiamo voler di più da questo Natale arbitrale. Oddio. Attenzione, non lungo per la seduta degli assistenti che la stoppa leggermente male e la regala così alla squadra bianca. Il Puma, Mamadi sempre pronto. Sbaglio sto campo, lì è Poli e Benji, a metà campo. Come curvatura terrestre? Esatto. Sulle Borsoi di esperienza, la protegge. Mamma mia che dribbling! Saranno quelli di FIFA. Buongiorno e benvenuto Angelo Tasca per noi. Certo, serve sempre. Tiro non impensierisce il buon Baruffi che con tutta la calma se la prende e pronto per il rinvio. Un nervosissimo Lorenzon scruta il campo di gioco. Osserva l'orizzonte. Pregevole incornata la squadra blu, prova a avanzare con l'assistente degli assistenti. Scusate, avete avanzato Mamadi, fermatevi un secondo e vergognatevi. Siete riusciti ad atterrarlo.
fermatevi un secondo azzurri e vergognatevi in silenzio. Impegno difensivo della squadra bianca che porta un angolo agli azzurri. La difesa viene richiamata prontamente dall'avvocato Baruffi. Chiesci. Non c'è il cartellone. Dove è finito il quarto uomo, Dove è finito il quarto uomo in questi casi? Anche perché i numeri sulle magliette si sprecano oggi, non c'era lo sconto. Bella azione della squadra blu che trova preparata la difesa bianca. Un altro angolo per gli azzurri. Secondo me è quasi ora del mago Pagolin, l'arma vincente di questo squadra azzurra. Si sta scaldando e da qualche anno IP, se no si spacca. Consigli tecnici del vice mister Davis Kogo, che invita a essere pronto nell'evenienza. Ciccioli Picci ancora, attenzione, Ciccioli Picci se la allunga ma non ci arriva. Io ho visto una cosa strana lì, botoletto volare. Arriva un reclamo per il dottor Ceolin. Il suo compagno di consiglio le dice che non è molto ben allineato e qua potrebbe essere un 8,30. Ma Montidrone dove è andato? Montidrone è morto. C'è più. Attenzione, Mamadi Junior intercettato dal buon Borsoi che fino ad ora ha fatto una partita esemplare. Ha ammazzato anche Pinna. Allora, Pinna, Borsoi. Però vorrei dire che sono più i morti che quelli che stanno in piedi. Canaletto, fai qualcosa, ti prego. Ciao Fede. Ciao, come stai? C'è un Borsoi a terra ma si gioca. Eh sì, perché Monti è andato a drone. Attenzione, segnalazione di Pezzolo, offside. Sei divertito? No, non mai giocato? No. Interessante, una storia interessante. C'è un cambio per la squadra azzurra, è l'ora, è la sua ora, l'arma segreta entra in campo, più bello che mai, Michele, il mago, Pagolin! Segni rovescio per lui! Quando fare il capitano non fare più la partita. Dica! La facciamo partire? Vai! Pagolin, che ci frega della figa, noi ci abbiamo Pagolin! Non me lo ricordavo così però io. No. È proprio così invece. Sì. No, non posso. Giorgio, non posso bere la notte. Sappi la teoria, come bene. Prova l'attacco alla squadra bianca con sempre il totale Gigio Rimpicci, viene anticipato da Rizzo, una partita strepitosa per lui. Rimpicci ancora, da solo però. Mi piace questa musica ignorante.
È ovvio. Cioè, bisogna fare questo, se no che divertimento c'è? È una donna, Eh? dicono una donna, un po' rosa, vedi? Dov'è? Gabriella? giocava Giorgio! Dopo questa mezz'ora pausa. Giorgio! Allora, hanno sempre giocato anche il primo tempo. Non c'ero? Dopo una giusta pausa rientra la Loriuda, Gabriela Cescon Lopez. No, Rino giocava e ha fatto pure un gol su rigore. La squadra blu difende la sua palla del Pesset. Il Pesset non si fa trollare dagli avversari. Attenzione, segnalato il rigore. È stato segnalato il rigore. 2-2, tecnico del 2-2. Ci sta. Non è neanche toccato. Oh, va bene, dai. Dai che la pareggiamo. Attenzione, ha segnato per noi lo statale Ciccio Rimpicci. A morire! Dalla maglietta della gelateria dell'ospedale Caponcello di Treviso. E si becca giustamente il cartellino giallo dall'irriducibile arbitro Samuele Comiero. Anche il video con la telecamera mi sa che... No, è la Marva. No, io la faccio Bene. No, troppo. Possiamo postare, dai, sì. Signori, siamo in parità 2-2. Alla fine partita mancano pochi minuti. Ho detto che metto musica, non schifo. Se vogliamo mettere la musica mia, prendete i capelli tutte qua. Però Bonnie, io sarei per la par condicio, lascerei anche lei mettere un po' di musica, Elena, vieni su, dai. Ele, ho perorato la tua Niente causa. cinema, niente trap, niente di niente. Reggaeton possiamo ancora accettare. Ma il trap, ti prego, lascia il mio Fatto gol? Attenzione, sento un rumore, penso di aver capito cos'è. Sta volando il Montidrone. Lo sento da qua, non so dove sia. Lo sento. Ancora mezz'oretta, poi io sono... C'è il Montidrone che sta volando. Basta lo devo pulire la macchina, Monti. Si è fermato, è morto. Ragazzi, guardate che in tribuna noi stiamo prendendo freddo, quindi muovetevi, che abbiamo una certa età qua sopra. Ah, bene. Il mago è sempre pronto alla lotta. Carretto protegge. No, Carretto attacca e Federico protegge.
Signori, la partita finisce 2-2. Aspetta! Aspetta, C'è Sky! Scusa Monti, come si vede se va? Va così. Aspetta! fermi, fermi. Sì, Abbiamo un problema di diretta. Pubblicità Sky. Va. Vai. Cararetto, Conte. Rete! Coppia rete! Scusa. Dario, 3 o 5? 5? Se li volete a caserma. 5 una birra, va bene. Primo rigore per gli azzurri, il Duca, Mattia Bassetto. Si vede. Anche chi tira? Baruffi c'era, ma la traiettoria era troppo alta, 1-1. Secondo rigore per la squadra bianca, tira lo statale Ciccio Limpicci. Anzi, il capostalla. Si affibbiano addosso i soprannobili. Prima gli ho detto che Conte intuisce! Qua il portiere fa la differenza. Signori, tocca al capitano della squadra azzurra, il Pesset. Un grande giocatore questo. Per la sua dedizione e la frequentazione della cantina I Padroncini eseguirà il tiro del pavone per noi. Baruffi spiazzato, il Pesset segna. Grande Pesset. Direi anche con arroganza segna il Pesset. Io lo metterei in congedo per un mese così, di default. Hashtag umiltà Pesset. Chi tira? gioca in casa lui. Dede Denardi gioca in casa contro Alessandro Conte. E si gonfia la rete 2-2. Si porta sul dischetto del rigore Samuele Castellari. Vai Caste! Ricordiamo che è stato eliminato l'anno scorso alla FIFA World Cup da uno di Mestre. Non era Borsoi quello. Si può perdere contro tutti ma non contro Mestre. Castellarin, Baruffi spiazzato, Castellarin segna 3-2. Il dottor Collavo, ingegner, professor di Gran Croce. Spiazzato Alessandro Conte, Penna segna 3-3. Vai Gabri! Sul dischetto del rigore l'oriunda Gabriela Cesco Lopez contro Augusto Gigen Baruffi, l'avvocato. Ha messo bello sua busa a cazzo. Non mi faccio che sia solo una. Ma quanto sta questo rigore unico? Il tiro! Una grandissima rete! Baruffi non poteva fare altro che guardare la palla insaccarsi, una rete meravigliosa! Non lo sapeva. Questo è il rigore più bello! Questa diventerà una chip. Ma avete fatto... Ah, il video di Monti? Signori, l'Eurogol di oggi lo vince Gabriela, assolutamente. Ha fatto lo Sky? Cosa tirarlo? Non c'è neanche le gol. Però ha fatto una cosa bellissima. Non sono convinto. Attenzione. C'era arrivato Conte ma non è riuscito a portare a casa la parata. Signori, 4-4.
Se segna Dalzilio, la squadra blu porta a casa la coppa. Attenzione! Vai Dalzilio! Troppo sicuro di Vai sé. mica la Gabriela! Ah, Wow! L'hai messo tutto in 1 millimetro più in là ed era dentro. Vado a tirare la Gabriela! Attenzione, tocca il Puma Sissé Mamadi dall'Africa con amore, anzi dal comune di Quinto con la Costituzione. Quinto era bravo. Quinto bravo. Ha giurato fedeltà alla Repubblica a Quinto Mamadi. Un gatto di Quinto. Un gatto di Quinto. Un gatto di Quinto. Se ne parte la sfida Mamadi Conte. Rincorsa, un grandissimo gol. Ora deve assolutamente segnare, altrimenti non la portano a casa. Italia? Sì, Giorgio il Principino Italia sul dischetto. L'Astennio. No. Sì. Sì. Vai Giorgio! Attenzione, Baruffi l'aveva intuita, ma Giorgio la mette dentro nel sacco. Adesso segui la Rio Ave Milan. Guarda come presidia bene Fenzello. Fenzello sta presidiando molto bene, secondo me però si sta anche congelando. Tra poco troveremo un pinguino al posto di Fenzi, tanto i colori ci sono già. Sul luogo della battuta l'MVP di questa partita per la squadra bianca Enrico Borsoi. Tutto sotto la guida di Castellino. Una lenta ma bastarda, Borsoi la mette dentro. Odem. Chi è questo? Della Mora sul punto di battuta, responsabilità grande per lui.